direttore del Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio dal 1991, già professore di Storia dell'Architettura all'Università di Ferrara e uno specialista riconosciuto a livello internazionale di architettura di Palladio e più in generale del Rinascimento, con incursione nel Novecento di Carlo Scarpa. I suoi libri sono tradotti in inglese e tedesco, tiene conferenze in diverse università italiane e straniere e ha curato importanti mostre d'arte e di architettura. Ringrazio Guido Beltramini della collaborazione a questa, come ad altre iniziative che abbiamo promosso insieme, e gli do la parola. Grazie. Sono molto felice di essere qui come diceva chi mi ha preceduto, a contatto con la terra. Io volevo cominciare con questa pagina del New York Times dell'ottobre del 2012 che ha reso omaggio al Museo Palladiano che apriva in quei giorni a Vicenza. E la domanda è: ma perché mai uno dei più importanti quotidiani del mondo ritiene una notizia il fatto che si apra un museo su Palladio? Beh, Conte Fracanzan parlava del futuro delle ville, perché dobbiamo ricordarci che qualcosa che è partito da qui, dalla nostra terra, dal nostro Veneto, ha poi attraversato la Manica, è arrivato in Inghilterra dall'Olanda, è andato in Russia con Caterina, ha attraversato di nuovo l'oceano per arrivare negli Stati Uniti di Thomas Jefferson, che quando ha dovuto costruire la casa del presidente degli Stati Uniti, o meglio presiedere il concorso per costruirla, lui aveva mandato in forma anonima anche il suo progetto, ma che sarebbe stato altrettanto interessante perché era a forma di rotonda di Vicenza, quindi avremmo avuto una copia della rotonda come Casa Bianca, sarebbe stato non male per tutti noi. Però anche questa bellissima facciata era quella che, secondo Thomas Jefferson, era l'unica adatta alla nuova nazione americana, perché lui dice: ma come? Siamo nati combattendo un re, il re d'Inghilterra. La casa del nostro presidente non può essere un'architettura uguale a Buckingham Palace, uguale al Louvre, un'architettura di re. Deve essere un'architettura repubblicana. E qual è l'unica repubblica in quel momento? La Repubblica di Venezia. Ed ecco che un'architettura repubblicana diventa la casa del presidente degli Stati Uniti e, come dire, da quel momento diventa il simbolo di una parte. E questo è sempre una cosa che cerco di mostrare ogni volta che posso, perché è stata una delle nostre avventure più divertenti e più belle per tutti noi veneti, quando nel 2010 il Congresso degli Stati Uniti ha dichiarato Palladio padre dell'architettura americana. E vi assicuro che non era mai successo per nessun artista italiano, e leggere che le due Camere del Congresso, che sapete litigano sempre moltissimo, in questo caso insieme in una riunione congiunta aveva nel 500° anniversario della nascita di Palladio nel 2008 riconosciuto la tremenda influenza sugli Stati Uniti e espressa la gratitudine dell'ambiente americano, dell'ambiente costruito americano, per quanto Palladio aveva trasformato in bene la loro terra. Ecco, questa è la forza tellurica di Palladio, che mi è piaciuto moltissimo come ti ha definito, mi pare bellissima. È vero che Aldo è un uomo straordinario. E volevo ricordarvi che quando Palladio costruisce le sue ville, io volevo parlarvi dell'inizio, proprio di quando nasce l'idea della villa. Avrei potuto parlare moltissimo di quando la villa ha il suo apice, come nel Settecento, ma volevo ragionare con voi sul momento di discontinuità. Quando Palladio disegna i suoi edifici, guardate che non era come ci immaginiamo noi oggi, letto come qualcosa di tradizionale. Questo è il famoso museo della storia naturale di Londra, costruito 2 anni prima di Ville Savoye di Le Corbusier. Bene, vi rassicuro che l'impatto che le ville di Palladio, che l'architettura di Palladio fa sui suoi contemporanei è la stessa che la Ville Savoye di Le Corbusier fa sui parigini. Una nuova macchina per abitare, in cui mancano le scale, addirittura il giardino è sul tetto, si sale attraverso delle rampe come
se fosse uno svincolo stradale. L'idea di ricchezza, l'idea di tradizione nel Veneto di quegli anni viene travolta dall'idea palladiana di architettura. Intanto perché l'idea di ricchezza per un Veneto del Cinquecento è questa. Sono i meravigliosi palazzi del Canal Grande, di marmi colorati, pietre lavorate. La ricchezza è colorata nel Medioevo e nel Rinascimento veneto. I poveri vestono quei colori che oggi ci piacciono, beggiolino, colori juta, colori naturali, ma all'epoca i ricchi vestivano colorati, coloratissimi. Pensate solo ai senatori veneziani vestiti con quelle meravigliose veste rosse che vediamo lì. Questa era l'idea di ricchezza. A questa idea di ricchezza Palladio risponde con questo, una bellezza tutta mentale, e una bellezza che secondo me seduce il nostro cuore veneto, che costa poco, perché sapete che a differenza dei preziosissimi marmi colorati, Palladio costruisce le sue ville con mattoni e questa riedizione del marmorino veneziano che sembra pietra, e quindi riesce a ottenere dei palazzi bianchi come quelli delle Atene di Pericle, ma non fatti in prezioso, ma in molto meno costosa materiali. Quindi capite che l'attenzione dei veneti per gli schei è antica, diciamo. E certo che oggi parliamo di ville, ma volevo farvi vedere una cosa che vedo ogni mattina quando esco dal Palladio Museum. Questo è un meraviglioso palazzo quattrocentesco della famiglia Porto, una famiglia straordinaria che a Vicenza era talmente potente da dare il suo nome a un'intera strada della città che ancora oggi si chiama Contraporto. Vedete, il palazzo è una meraviglia in sé, tra l'altro qui non lo vedete, ma i marmi del portone sono cipollino greco, sono, come dire, di un'opulenza. Poi dovete immaginarlo non così di mattoni, ma ricoperto di intonaci colorati. Tutti i palazzi, i vicentini vendevano tessuti, quindi i palazzi erano sgargianti come dei tessuti meravigliosi. Ecco, però ho notato una cosa, vedete che la strada curva e il palazzo curva con lei. E vedete poi che la porta non è in mezzo, è spostata, le finestre non sono simmetriche. Ebbene, se fate 1 metro, questa è la fine di quel palazzo, trovate accanto un palazzo di Palladio. E per me in questo palazzo c'è tutto il Rinascimento. Perché vedete, la strada continua a girare, ma Palladio fa perno su uno spigolo e raddrizza il palazzo. Cioè lo rende ortogonale al lotto che lui ha. E totalmente indifferente di lasciare, vedete, sporgere sul fianco del palazzo un pezzo di muro. Questo per me è il Rinascimento. Cioè è l'idea del progetto. Il palazzo Porto, anche questo tra l'altro per un esponente della famiglia Porto, Iseppo, Giuseppe, il palazzo dei cugini di Giuseppe è un palazzo meraviglioso, ma è un palazzo, come dire, in cui quel piegare la natura di cui parlava poco fa chi mi ha preceduto, come dire, non è concepito. Invece vedete Palladio, lui è indifferente al fatto che la strada curvi, lui va dritto, lui ha un progetto, e pensate che tutti gli elementi di un palazzo palladiano, di una villa palladiana e poi di una villa anche come questa, sono in proporzione con il diametro di una colonna. Cioè sono come delle enormi macchine in cui ogni elemento, come enormi macchine matematiche, in cui ogni elemento corrisponde ad un altro. Capite? Questo è il Rinascimento, questo è l'uomo al centro del cerchio di Leonardo. Cioè è l'idea che io ho un progetto e con quel progetto trasformo ciò che è intorno a me. Ecco, questo è secondo me il punto di partenza di qualsiasi nostro modo di guardare il Rinascimento e di guardare le nostre meravigliose ville. Tutto comincia, come sapete, con Petrarca. Come sempre i poeti vedono lontani. Sapete che la facoltà, una delle più importanti facoltà di architettura del mondo, la facoltà di Santiago del Cile, viene fondata negli anni 30 con un annuncio sul Times di Londra in cui dice: architetti e poeti si incontreranno il 1° gennaio 1935, non so in che zona, a Punta Arenas, cioè nel sud della Patagonia, e poeti e architetti arrivano
e creano insieme la prima grande facoltà di architettura, la più grande del Sud America, e che nasce proprio, i poeti guardano, vedono prima in qualche modo, no? Sentono le vibrazioni della terra, e questa meraviglia che è conservata all'Ambrosiana è il frontespizio delle edizioni di Virgilio, delle Georgiche di Virgilio, che viene miniato da Simone Martini per Petrarca. Cioè, immaginate, il più importante libro sulla campagna scritto nel mondo romano viene ornato da uno dei più grandi pittori del Trecento del mondo per il grande poeta. Questo è il momento, come dire, in cui l'idea della campagna cambia. Fino a quel momento la campagna è la selva oscura di Dante, un luogo pericoloso, un luogo dove è meglio non andare. Eppure invece Petrarca per primo decide di abbandonare la città che lui dice maleodorante, corrotta, naturalmente parla della città reale, ma anche della città come luogo del potere, come luogo, come dire, del negozio, e da cui il poeta vuole staccarsi, e raggiunge questa sua piccola casa di Arcuà. Naturalmente la casa è una normalissima casa medievale, non ha nulla delle forme della villa, però è un inizio. La campagna torna ad essere un luogo in cui si può fare lavoro intellettuale, e anche sapete che Petrarca cerca anche di fare lavoro manuale. C'è questo meraviglioso libro, Petrarca Ortolanus, in cui racconta i tentativi di Petrarca di fare il contadino. Immaginate un intellettuale che cerca di far crescere dei rapanelli, potete immaginare le difficoltà, diciamo, ma sono poi ci vengono raccontate dallo stesso Petrarca attraverso le sue lettere con grande ironia. La cosa che mi affascina moltissimo è che l'idea di villa, che nasce nel Veneto del 1300, diciamo 1370-75, rimbalza poi, cioè è come un'idea che non germina subito qui, ma che nasce qui da noi, ma poi rimbalza dove? Nella Firenze di Lorenzo il Magnifico. È in quel momento straordinario in cui anche lì un mondo, che l'idea di una villa, cioè di un abitare in campagna come gli antichi romani, vede per la prima volta la Villa Medicea di Pollo Giacaiano, dove compare, vedete, per la prima volta quel timpano, quel triangolo sopra la loggia d'ingresso, che diventerà il simbolo delle nostre ville. Pensate che abbiamo trovato nelle collezioni del Canadian Center for Architecture delle foto degli anni 50 di delle stranissime ville palladiane fatte con materiali poverissimi. Abbiamo scoperto che si tratta delle ville costruite dagli schiavi neri liberati e rimandati in Africa all'inizio dell'Ottocento, che dalla Carolina del Sud arrivano in Liberia, e anziché fare le capanne ancestrali dei loro progenitori rotonde, fanno le capanne a forma di piccola villa palladiana, perché rifanno le forme delle ville, delle plantation houses dei loro padroni, quelle che abbiamo conosciuto tutti in via Colvento, e hanno tutte quell'elemento, la loggia con quel triangolo, che è un elemento templare. Anche questo è affascinante per noi, perché viene dal Tempio antico, e c'è quasi da domandarsi se proprio quell'idea di sacralizzare il lavoro, che sta dietro l'idea di mettere un elemento di un luogo sacro in un luogo nella villa, non sia quanto sia consapevole. Comunque la villa nasce nella Firenze di Lorenzo, lì c'è un veneto, Bernardo Bembo, ambasciatore presso Lorenzo, che vede, capisce e riporta a casa, riporta nel Veneto l'idea di villa, costruisce una sua prima villa in campagna a Santa Maria di Non vicino a Padova, poi il figlio la sviluppa. Insomma, questa idea che era nata da Arcuà e che era, come dire, però sbocciata a Firenze, torna da noi, e nascono le ville. Prima nel 400, vedete, qui si vede bene ancora che l'inizio era una torre, questa è la famosa Cabrusà a Vicenza, in cui leggiamo ancora la torre medievale, quando vivere in campagna è pericoloso, quindi si sta chiusi nel castello, a cui poi viene aggiunta la loggia da cui guardare il paesaggio. Anche questa è una grande novità di Petrarca, guardare. Pensate che c'è una lista che Petrarca fa delle cose preziose della vita, e tra queste mette un quadro, un tessuto prezioso e una vista dalla finestra, vista della campagna dalla finestra, cioè
Petrarca è il primo che capisce proprio il valore che poi genererà tutti i nostri affreschi. E mi colpisce sempre questo bizzarro ritratto, questo bizzarro quadro di Previtali, che è conservato alla National Gallery di Londra, che nello sfondo ha una specie di piccola storia della villa, perché vedete c'è ancora la villa castello, quando vivere in campagna è pericoloso si va per cacciare ma poi si torna, e quando si deve dormire lì bisogna stare attenti. La nuova villa in costruzione, che vedete lì addirittura con le impalcature intorno, e la nuova villa è aperta verso il paesaggio, verso la natura, accoglie la natura, non più si difende da essa, e le case dei contadini con i loro grandi tetti di paglia. Da lì poi il grande cambiamento che noi conosciamo bene, con la trasformazione poi della villa come la conosciamo. Questo bellissimo quadro di Lambert Sustris che a Lille ci racconta anche cos'erano i giardini, che è qualcosa che riusciamo a conoscere poco perché i disegni ne parlano molto. Certo che in villa si sta così come si cammina nei giardini, ma anche, questi sono gli affreschi strappati da Villa Beccacivetta a Verona, vedete si lavora qui, i contadini stanno battendo nell'aia della villa con questi strani strumenti che sono dei bastoni snodati per battere il grano. Ecco che qui vediamo in un disegno di Campagnola, probabilmente preparatorio per un affresco di villa che oggi non esiste però più. E qui volevo anche farvi vedere, perché tutto molto, diciamo, la villa come la conosciamo noi, che poi nasce nel Vicentino, perché nel Vicentino c'è l'acqua. La cosa importante è che la villa nasce come luogo di trasformazione, e nell'Alto Vicentino c'è un'acqua molto forte che permette di far funzionare i mulini. Quindi paradossalmente le prime nuove ville nascono nelle zone industriali del Veneto, non nascono nelle zone rurali dove c'erano già ovviamente fattorie, ma non avevano ancora la forma delle ville palladiane. Ma volevo farvi notare che questa mappa, che è una mappa della villa Godi di Lonedo, la villa è lì, guardate com'era la proprietà dei Godi, vedete, frantumatissima, cioè non era un'unica grande estensione di terreno, perché vedete che c'era una parte intorno alla villa, ma tutte quelle altre piccole pezze che vedete erano frammenti di proprietà dei Godi, però sparsi in giro, cioè non c'era nel Veneto l'idea della grande proprietà come c'era in Lombardia, in cui il principe di Belgioioso aveva 10.000, 20.000 campi. Nel Veneto le aziende sono piccole. Questo era solo un modo di mostrare quante ville d'autore, per usare un termine un po' sciocco, ma come dire ville realizzate da grandi architetti nel Veneto. Come nasce la forma della villa? Allora, adesso abbiamo scoperto questi interessanti affreschi romani in cui in effetti ci mostrano delle ville che non sono così lontane da quelle che noi ci immaginiamo, ma in realtà quello che noi sappiamo è che la villa, la tipica villa, la villa romana, tipo la villa del Casale, era una cosa del genere, cioè qualcosa di più vicina al modo di abitare arabo di quanto non sia al modo di abitare nostro, nel senso che erano delle case costruite intorno a dei cortili, ma non avevano un'immagine esterna. Come si arriva qui? Cioè, come nasce il modello della villa che poi, questa è Villa Hammond intorno a metà degli anni 50 del 500, che poi continua? Ecco, nasce sulla base di un errore clamoroso. È Palladio che sta rilevando i resti di un edificio antico. Questi sono i suoi disegni, li sta rilevando con quella specie di, vedete, di bussola, si chiama teodolite. E Palladio sta rilevando i resti del tempio di Ercole Vincitore a Tivoli, in cui vedete al centro c'è la naos del tempio, intorno tutti i portici dove i fedeli possono entrare, e sotto i portici ci sono poi, vedete, dei piccoli ambienti che sono quelli che noi oggi diremmo negozi di souvenir, cioè io vivo a Vicenza, Monteberico, sin da bambini si saliva, ed erano esattamente gli stessi, dove si vendevano ai pellegrini piccole immagini votive del Dio. Ecco, Palladio prende una cantonata incredibile. Lui vede quella parte centrale, queste piccole stanzette che lui interpreta come luoghi, come dire, residenziali, e scrive nel suo disegno: questo sie uno palazzo antiquo, ed è a Tivoli alla Porta del Sole. Cioè lui scambia un tempio per una villa, e sulla base di questo errore clamoroso inventa le ville, perché vedete questa con la cella del tempio centrale e i portici intorno diventa poi una delle classiche ville palladiane, in questo caso Villa Sarego come Palladio l'aveva pensata. E
sempre divertente, no? Che gli artisti, cioè noi storici pensiamo di infilzarli come farfalle con degli spilloni, loro in realtà poi sbagliano e però cambiano il mondo inventando un modo completamente nuovo. Sapete che le ville non sono solo la casa dominicale del Dominus, del Paron Grande, come dicevamo, ma sono in realtà da subito dei complessi in cui la parte residenziale convive con la parte abitativa. Questa è Villa Poiana e questo è il disegno di Palladio. Vedete, lui disegna la casa del Dominus, disegna la corte, ma disegna anche accanto la corte agricola da subito. E tra l'altro volevo farvi vedere questo parallelo. Questa è una villa di Brugine e quella è la Villa Emo di Palladio. Vedete che la villa quattrocentesca ha la casa dominicale, la barchessa e la colombara. La villa palladiana ha gli stessi elementi, vedete, la casa dominicale, le barchesse e la colombara. Cosa fa un architetto? Fa ordine. Cioè nella villa pre-palladiana le funzioni sono disposte casualmente, non casualmente, scusate, ma sono razionalmente, ma secondo logiche funzionali. Quello che fa l'architetto è di dar loro una forma e con quella forma inventare un tipo, che è il tipo della villa, che poi ogni tanto abbiamo come storici dei colpi di fortuna perché troviamo delle mappe come questa. Questa è la mappa del povero Pagliarino. Pensate che questo è uno a cui Palladio fa la villa e prima che riesca a costruirla viene ammazzato da Paolo Almerico, che sarà il committente di Palladio a cui Palladio fa la rotonda. Quindi capite, mondo. Noi non è che, vi assicuro che il Veneto del Cinquecento non è tipo l'Atene di Pericle, in realtà è un posto in cui tra le famiglie nobili, come dire, non so adesso, immagino i rapporti vedo sono molto più distesi, ma all'epoca diciamo erano un po' più, come dire, aggressivi. Perché è bella quella mappa? Perché vedete è la mappa delle proprietà e accanto la villa palladiana. E vedete che tutto sommato, vedete, Palladio recupera la corte, il cortivo del signor supplicante, che è questa, poi l'orto e il bosco delle Nogare vengono unificati e diventano questa corte, e qui, vale a dire qua, dove qua ci sono vigne, ci sarebbe stata la villa palladiana. Vedete come Palladio quindi costruisce ma tenendo conto di quello che c'è già. Nessun Paron gli fa demolire a Palladio quello che c'è già, vi assicuro, quindi l'architetto arriva e tiene, come dire, più o meno, deve tenere più o meno conto di quello che c'è prima. Naturalmente ville fattorie, poi ovviamente ville tempio, la Malcontenta non ha barchesse vicino, è legata a Venezia, si arriva rapidamente in barca, e lo stesso modo è ovviamente la rotonda. La grande novità, la grande invenzione è proprio questo timpano, questo elemento triangolare sopra la villa che Palladio si inventa, dice addirittura che era sopra le case dei Romani. Questo è un disegno di Palladio, secondo lui, di ricostruzione della casa di Giulio Cesare, e poi si arriva ovviamente all'idea di queste ville tempio come la rotonda, in cui il modello nel caso della rotonda è Alicarnasso, il mausoleo di Alicarnasso. Però vedete anche qui, senza l'idea petrarchesca di vedere il paesaggio, la rotonda non esisterebbe, perché la rotonda è come un belvedere in cui io guardo il paesaggio da 4 punti diversi. Cioè, nella rotonda noi siamo spinti da una forza centrifuga. Il bello della rotonda non è stare dentro, che è buio perché non ha finestre se non dall'oculo in alto, ma il bello della rotonda è guardare fuori, no? Quest'idea, no, di guardare la natura. Il paesaggio nasce qui, nasce proprio in questo momento. Tra l'altro la rotonda sapete che nasce da questi studi fantastici di Palladio sulle monete romane, perché vedete che per inventare la rotonda, il problema della rotonda sono tutte quelle posizioni delle statue. Cioè, se voi siete un architetto del Cinquecento, come fossero i templi romani, non è che lo sapete, avete solo rovine. Quali sono le fonti visive? Le monete, perché già Petrarca dice: guardate che le monete sono immagini che vengono da Roma, non sono state rifatte dai monaci, ricopiate, ridisegnate, sono fonti prime, e dobbiamo guardare le monete, nel caso di Petrarca per i volti dei grandi, ma nel caso di Palladio guardate questo sesterzio di Tiberio, se lo paragonate alla rotonda vedete che l'idea della grande scalinata con le 2 murature, soprattutto le statue nei podi delle murature e le statue sopra il timpano, sono tutte cose che Palladio riesce a vedere da qui e che altrimenti probabilmente non avrebbe mai inventato. Poi c'è tutta un'altra storia sul fatto che Palladio studia moltissimo i movimenti delle legioni,
delle legioni romane. Questo è un bellissimo disegno di Palladio di schieramenti di legioni, degli antichi legionari, e anche qui vedete che sono forme di ville, perché questi sono due battaglioni che si affrontano, uno rettangolare, uno curvo, e vedete la vicinanza con il disegno di Villa Badoera Fratta, e addirittura questa è stato un piccolo trionfo della ricerca, aver trovato che la stranissima forma di Villa Mocenigo sul Brenta, lì vicino ad Olo, era in realtà un battaglione in libri sulla disposizione dei soldati che Palladio studiava. E anche questo, che è una delle sue ricostruzioni di una delle battaglie di Giulio Cesare, mi ha sempre colpito, perché le legioni messe a cerchio con i 4 plotoni mi ricordano moltissimo la rotonda. Il colpo di genio di Palladio però è inventarsi un sistema da buon veneto, come dire, produttivo. Cioè, sapete, Michelangelo fa una cosa, poi non la ripete, ogni volta è diversa, eccetera. Palladio, da buon veneto, costruisce un processo, come direbbero i nostri imprenditori oggi. Cioè lui dice: ma io perché devo ogni volta cambiare la forma delle stanze? E quindi tutte le ville palladiane hanno 3 forme di stanze: quella azzurra, che è la rettangolare grande, quella rossa, che è la quadrata piccola, quella verde, che è la rettangolare piccola. Sono legate da rapporti armonici 2 a 3, 3 a 5, 1 a 1, 1 a 2, e con questi elementi voi potete costruirvi tutte le ville palladiane. Questo è uno degli elementi del successo di Palladio, perché quando Jefferson fa la rotonda lui ha in mente questo sistema, perché capite, il sistema di Palladio è un sistema che piace più che agli architetti, ai proprietari, perché in qualche modo è il proprietario stesso che a quel punto si fa la sua villa, perché i grandi palladianisti non sono quasi mai architetti, Lord Burlington in Inghilterra, Thomas Jefferson negli Stati Uniti, Huygens in Olanda, cioè sono sempre intellettuali appassionati di architettura, a cui Palladio è come se desse gli strumenti per costruirsi. Guardate la villa poco distante da noi qui di Piombino Dese, guardate la pianta, è quella più in là, guardate, è praticamente la stessa della villa Pisani di Montagnana. Cioè Palladio ricompone come in un gioco combinatorio i suoi elementi. Ovviamente tutta questa logica, tutto questo processo sarebbe niente senza il genio dell'architetto, perché dopo da questo tutti ci hanno provato a rifare le ville palladiane e quello che viene fuori però è sempre diverso dalle meraviglie di Maser, dalla forza con cui Villa Emo a Fanzolo, vedete, si insedia sui territori dove è ancora leggibile la centuriazione romana. Sapete che lì corre la postumia rettilinea, Palladio si allinea alla postumia e alla trama dei campi che è ancora quella romana antica, con una villa che vedete non solo è allineata, ma anche, quando ci andrete fate caso che dal salone centrale, un po' come qua, vedete queste lunghissime prospettive. Questo è il sul retro di Villa Emo. Abbiamo già parlato del talento di Palladio per far risparmiare i suoi committenti. Lui proprio brevetta questi mattoni a forma di formaggino con cui è possibile fare le colonne di mattone. Guardate che non le faceva più nessuno dal Medioevo, le colonne di mattone. Palladio proprio reinventa il prodotto, fa colonne di mattoni con solo la base in pietra che riveste del suo intonaco a marmorino, e pensate che Palladio ogni volta si fa pagare per il progetto della villa e per le sagome dei pezzi, quindi ha proprio ben chiaro questo concetto. Allora, come avete capito, qualcosa nasce nel Veneto e conquista il mondo. Lo fa perché sposa 2 elementi. Sposa l'economia, la logica. Le ville palladiane hanno una logistica straordinaria e tutte le ville venete come questa hanno una capacità di allinearsi sulle direttrici del territorio, una capacità di creare legami funzionali fra la Barchessa, la parte principale, le colombare, cioè sono sempre dei disegni, come dire, razionali. La cosa meravigliosa è che tutto questo nasce da un'idea di economia, di trasformazione. Sapete meglio di me che i veneti capiscono che il commercio benissimo, ma è necessario diversificare, è necessario investire sulla terra, ma il Veneto in quel momento è un Veneto paludoso, un Veneto spesso selvaggio, bisogna trasformarlo, e le ville diventano proprio gli avamposti di questa trasformazione del territorio.
e le famiglie nobili di allora e di oggi sono proprio gli attori di questa trasformazione del Veneto, che guardate che è un progetto politico, perché è un'idea politica di alta, quella politica che tutti noi spereremmo sempre che ci fosse, no? Cioè di visione politica, di trasformare il territorio per renderlo migliore per i nostri figli. Pensate che fino al Settecento, se il conte Marcello aveva bisogno di spostare una roggia, mandava una mappa a Venezia, entro 3 settimane dovevano arrivare i periti veneziani, verificare e approvare. Cioè hanno inventato una burocrazia per gestire queste cose. Non è che hanno chiamato gli architetti, sì, ci sono gli architetti, ma poi ci sono il famoso magistrato alle acque, c'è la famosa magistratura ai beni inculti, che gestisce, capite la straordinaria capacità della Repubblica di reinventare un sistema amministrativo che governa il cambiamento. E, cioè, progetto quindi territoriale, trasformiamo, è un progetto infrastrutturale. Palladio nei 4 libri non parla solo di ville, parla con orgoglio delle strade che lui ha disegnato. Dice, per i Tieni a Cicogna ho fatto delle strade alte, alberate, in modo che se c'è l'alluvione stanno sopra le acque. Cioè un progetto di trasformazione territoriale, un progetto economico, ma anche un progetto ideale. Il è questa. Il Marcello sono disposti a governare la trasformazione del territorio, però sono dei grandi aristocratici, non è che possono vivere in una fattoria. E allora di una tradizione, che è la grande tradizione romana antica. Quello che Palladio riesce a mettere insieme è una capacità logistica, una capacità, avete visto, anche poi di linguaggio architettonico, una capacità costruttiva, perché queste ville, guardatele, sono ancora perfette, sono passate, io vedo le periferie della mia città, sono, voglio dire, costruite cose da 30 anni, sono già in pezzi, però Palladio dice al proprietario, ma tu sei erede di chi? Dei grandi, con Marcello poi andiamo a nozze, no? Con la gens Marcella, ma diciamo, il proprietario, e questo per me è la cosa più commovente, viene in villa e non vive come un villano, ma vive sulla tradizione di quello che scrive Cicerone, Varrone, Catone, Columella. Vi ricordate mens sana in corpore sano? C'è un'idea di comunione con la natura che è ideologica, perché nasce dall'idea romana del rapporto dell'uomo con la natura, dell'equilibrio dell'uomo e della natura. Quindi è questo che Palladio regala, costruendo queste ville che poi generano le ville come queste, che poi generano le case bianche, eccetera, eccetera. Quello che regala al Veneto è un'idea di cultura, capite? È l'idea che tu certo vai a fare i tuoi affari, perché devi gestire la tua azienda, ma la villa in cui abiti non è semplicemente un luogo di sfruttamento, una fattoria, è un luogo che nasce migliaia di anni prima, che è erede di una tradizione e che, come dire, di quella tradizione si appropria, ma anche la continua al tempo stesso. Sapete che la Rotonda sorge su un sito, un monticello di ascesa facilissima, dice Palladio, circondata da colli che fanno un grande teatro. Ecco, pensate che sono le parole che usa Plinio il Giovane per descrivere la sua villa laurentina, che è proprio la stessa cosa. Cioè, quindi Palladio si mette in continuità addirittura con un testo letterario nella scelta del sito della Rotonda. Quindi capite il regalo straordinario che fa ai suoi committenti? Cioè gli regala una continuità con qualcosa di straordinario che era esistito prima. E questa è stata la nostra grande fortuna, perché quando, certo questa è la nostra Rotonda, ma questa è la copia della Rotonda che c'è a Maryworth Castle in Inghilterra, nel Kent. E tra l'altro è divertente perché vedete la cupola della Rotonda dei 4 libri, perché poi nessuno va a vedere la Rotonda vera, ma si guarda quella dei 4 libri. Ma questa almeno è del 1723, ma questo è il famoso Monticello di Thomas Jefferson, ma questa qui è del 1984, sono venuti a chiederci consiglio, gli abbiamo dato volentieri, l'hanno voluta fare un po' più piccola, noi abbiamo cercato di dire che no, bisognava, le proporzioni ci sembravano, però la cosa che mi ha più commossa, e vorrei salutarvi con questa immagine, è questa, perché questa è una villa a Nablus, in Palestina. E io ho avuto il privilegio
di incontrare Munib al-Masri, l'uomo che l'ha costruita, l'uomo più ricco di Palestina, e un uomo straordinario che con Jacob Rothschild pochi anni fa ha fatto questi incontri fra grandi uomini d'affari palestinesi e grandi uomini d'affari israeliani per cercare di capire se era possibile trovare prima possibile una convivenza. Quindi è un grande uomo, un umanista, un privilegio incontrarlo. Lui ha costruito una copia e io è venuto a Vicenza nel 2008 a vedere la mostra su Palladio, poi l'ho rincontrato a Londra, un uomo meraviglioso, studia a Cambridge, come potete immaginare. E io gli ho detto, scusi, ma perché ha fatto una copia della rotonda a Nablus? E lui mi ha detto, guardi, io sono palestinese, io volevo dire che io sono qui per restare per sempre. E infatti il primo anno mi hanno bombardato la villa e l'ho ricostruita, il secondo anno mi hanno tagliato tutti gli olivi, li ho ripiantati e adesso sono qui. E io, mi ha detto, non volevo costruirmi una casa, volevo costruirmi la casa. E mi ha colpito moltissimo questa, cioè questa forza di qualcosa che è nato qui, su questa terra, che è nata da persone che ancora vivono nei loro discendenti e che ha trasformato il mondo, tanto che dalla Palestina un uomo che vuole dire no, io sto qui e da qui non mi muovo, per farlo usa una villa veneta. Grazie, scusate ancora del ritardo. Allora, dopo questa magnifica relazione, quali erano le ultime parole? Da qui non mi muovo, cioè continuiamo o no? Dai, la seconda serata. Beh, ringrazio tutti voi per la vostra presenza, ringrazio nuovamente il CISA, l'IRV, l'Associazione Immobiliare Regionale Veneta, l'Associazione per le Ville, per le parole espresse e per il momento che anch'io ho potuto godere questa sera, in quanto molti di voi mi conoscete, sono nato nella terra lontana, nelle Ande, e mi è venuto adesso il ricordo quando ero bambino e ascoltavo in radio, Radio Beethoven, che era una radio solo di musica classica, che esiste ancora, i solisti veneti suonando De Benedetto Marcello. E allora trovarmi adesso, a distanza di 40 anni, nella famiglia Marcello, che ringrazio nuovamente per l'ospitalità, è un'emozione perché si collega a tutto. Pensare a Benedetto Marcello, questo ragazzo giurista, membro del Maggior Consiglio, musicista, ci richiama a riflettere sulla nostra storia, sui nostri valori, quello che siamo stati e quello che possiamo diventare. Finisco invitando il consigliere regionale Luciano Sandonà, che è arrivato nel frattempo, l'altro ente importante che ci aiuta a portare avanti le iniziative. Ho ricordato prima il marchio Veneto Land of Venice e ringrazio il consigliere perché ha ascoltato questo progetto e per l'interesse sempre di più ascoltare i proprietari di ville che con tante fatiche, tante difficoltà portano avanti questo patrimonio culturale e gli enti come il CISA che fanno un lavoro splendido di ricerca e di valorizzazione. Concludo la serata quindi consigliere Luciano Sandonà, che ringrazio la presenza. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Devo fare i complimenti ad Aldo Rozzi-Marin, all'Associazione Veneti nel Mondo e a tutti coloro che hanno partecipato a questa iniziativa. La Regione Veneto, porto i saluti del Presidente Luca Zaia, la Regione Veneto è dalla parte delle ville venete e dalla parte della valorizzazione di questo straordinario patrimonio, non solo artistico e culturale, ma anche monumentale che abbiamo nella Regione Veneto e che è unico non solo nel nostro paese ma anche nel panorama internazionale.